A milioni di italiani ogni giorno arriva questo. Forse non siamo stati chiari, ci siamo rotti i coglioni, noi non paghiamo più, quindi evitate di mandarci queste cazzate, perché noi non paghiamo più il pizzo allo Stato tramite un ente usuraio. Detto questo, buona giornata a tutti. Lo Stato italiano deve sapere che ci riprenderemo il nostro paese. Uno Stato che abbandona i propri soldati e che rimane indifferente al grido di un popolo non merita rispetto. Questo messaggio è rivolto all'esercito italiano e a tutti gli altri corpi militari. Date un segnale forte e vi seguiremo. Per questo Stato è reato fare questi appelli. Bene, allora che mi faccia arrestare subito, perché altrimenti dopo sarà troppo tardi. C'è fuoco sotto la cenere ed io riuscirò ad incontrare chi ora non può esporsi. Perché mai smetterò di urlare la mia verità. Mai smetterò di ricordare alle forze dell'ordine che quel giuramento è stato calpestato e mai smetterò di dire che il futuro dei nostri figli è stato svenduto, così come i figli di chi ora difende l'illegalità. Quella patria siamo noi. Difendeteci e difendetevi, perché uniti si vince. Franchi tiratori, abbiamo Renzi trombato, una Camera che oramai non è altro che un teatro di pagliacciate e il popolo fuori che osserva, obbligato tra tasse, vizi di Stato, burocrazia, ricatti, promesse mai mantenute. Ma se poi un disoccupato alza la testa e dice basta, gli succede questo. Per molti sarebbe una tragedia, per me invece è una grande opportunità. Riuscirò a dirgli in faccia quello che penso e lo farò mediaticamente, perché tutti devono sapere, perché tutti devono vedere, perché tutti devono sentire. Perché nessuno riuscirà mai a mettere in ginocchio un italiano che lotta per garantire un futuro a chi non ha voce. Non farlo e chinare la testa significherebbe macchiare la memoria di chi è morto, strangolato da pizzi di Stato e ricatti, mentre Stato e governo restavano ad osservare un ente che senza pietà continua tuttora a metterci il cappio al collo. Come dico sempre, vogliono abbatterci, ma non riusciranno neanche a piegarci. Io volevo solo un lavoro e la mia dignità. Invece sarò solo uno strumento per un reale cambiamento. Quelli come me sono soli, ma con un sorriso affrontano questi inetti. Già, con un sorriso, come il sorriso di un bimbo che dopo di me vivrà da uomo libero, consapevole che non dovrà mai farsi corrompere, in un'Italia che è una meraviglia, ma non più governata da ladri. In fede, Mauro Merlino, la voce degli inascoltati, querelato per diffamazione da Equitalia. Fantastico. Benvenuti nel paese dove la corruzione non è un'eccezione, ma la regola, dove la polizia non è di Stato, ma lo Stato è di polizia. Benvenuti nel paese nelle mani degli opportunisti, dei furbi, dei ladri. Benvenuti nel paese che mette in fuga i suoi cervelli migliori, che limita l'istruzione invece di incentivarla, che diffonde spazzatura al posto della cultura. Benvenuti nel paese dove i grandi evasori fiscali vengono agevolati e dove i ladri di pane vengono processati e condannati. Benvenuti nel paese dove gli appalti vengono pilotati dalla mafia, dalla camorra, dall''ndrangheta, con l'accordo dello Stato. Benvenuti nel paese delle stragi impunite e degli eroi lasciati soli e dimenticati. Benvenuti in un paese governato da chi ti costringe ad un legame mafioso con le banche. Benvenuti in un paese governato da chi ha saputo svendere il futuro dei nostri figli,
Benvenuti in un paese che ti denuncia per diffamazione calpestando la verità. La resistenza fiscale o protesta fiscale è un gesto di ribellione consistente nel rifiuto di pagare le tasse allo Stato. Tale gesto è spesso dovuto ad una forte opposizione a determinate politiche del governo, sia dal punto di vista civile che economico, oppure un'opposizione allo Stato in quanto istituzione in sé. Questa tecnica è stata usata anche da movimenti e personaggi non violenti, come ad esempio il Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Cos'è la disobbedienza civile? Il punto non è quello di ottenere una vittoria su qualcun altro, ma piuttosto quello di ottenere un cambiamento. Il cambiamento è molto più rapido e molto più duraturo se si riesce ad ottenere la collaborazione di quello che altrimenti sarebbe stato il tuo avversario. La disobbedienza civile è una forma di protesta che solitamente comporta azioni non violente, come marce, manifestazioni, scioperi, sit-in o occupazioni di edifici. I motivi per diventare un dissidente o un disobbediente sono quelli di agire sulla base della propria morale e modificare ciò che viene percepito come ingiustizia. È un modo per invertire o fermare alcune situazioni o richiedere che venga modificata o abrogata una legge. Si disobbedisce ogni volta che si infrange deliberatamente una legge o una richiesta da parte del governo, ritenendo giusta la propria e ingiusta e nociva quella del governo. È il cittadino a dare autorità allo Stato e quindi può opporsi ad azioni autoritarie, ingiustificate, ovviamente se spinto dalla sua coscienza. Gandhi delineò alcune regole chiave per l'attuazione della disobbedienza civile, che ci riassumono i principi della sua forma di lotta. Tollerare la rabbia e gli attacchi degli avversari, non arrabbiarsi e neanche insultare o reagire contro gli avversari stessi. Queste sono ottime regole, sia perché dicono chiaramente cosa fare, sia perché allo stesso tempo non mettono a repentaglio la nostra causa. Mettiamo in ginocchio i loro interessi, ridiamo dignità al nostro paese e a noi stessi, garantendo così un futuro alle nuove generazioni. Resistenza fiscale e disobbedienza civile. Ad oggi queste le nostre armi per mettere in ginocchio i loro interessi e ad ogni gesto violento da parte di questo governo e di questo Stato verrà visto dal mondo per quello che in realtà è: un sopruso nei confronti di un popolo che chiede solo giustizia, libertà, identità, dignità. La resistenza fiscale o protesta fiscale è un gesto di ribellione consistente nel rifiuto di pagare le tasse allo Stato. Tale gesto è spesso dovuto ad una forte opposizione a determinate politiche del governo, sia dal punto di vista civile che economico, oppure un'opposizione allo Stato in quanto istituzione in sé. Questa tecnica è stata usata anche da movimenti e personaggi non violenti, come ad esempio il Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Cos'è la disobbedienza civile? Il punto non è quello di ottenere una vittoria su qualcun altro, ma piuttosto quello di ottenere un cambiamento. Il cambiamento è molto più rapido e molto più duraturo se si riesce ad ottenere la collaborazione di quello che altrimenti sarebbe stato il tuo avversario. La disobbedienza civile è una forma di protesta che solitamente comporta azioni non violente, come marce, manifestazioni, scioperi, sit-in o occupazioni di edifici. I motivi per diventare un dissidente o un disobbediente sono quelli di agire sulla base della propria morale e modificare ciò che viene percepito come ingiustizia. È un modo per invertire o fermare alcune situazioni o richiedere che venga modificata o abrogata una legge. Si disobbedisce ogni volta che si infrange deliberatamente una legge o una richiesta da parte del governo, ritenendo giusta la propria e ingiusta e nociva quella del governo.
È il cittadino a dare autorità allo Stato e quindi può opporsi ad azioni autoritarie, ingiustificate, ovviamente se spinto dalla sua coscienza. Gandhi delineò alcune regole chiave per l'attuazione della disobbedienza civile, che ci riassumono i principi della sua forma di lotta. Tollerare la rabbia e gli attacchi degli avversari, non arrabbiarsi e neanche insultare o reagire contro gli avversari stessi. Queste sono ottime regole, sia perché dicono chiaramente cosa fare, sia perché allo stesso tempo non mettono a repentaglio la nostra causa. Mettiamo in ginocchio i loro interessi, ridiamo dignità al nostro paese e a noi stessi, garantendo così un futuro alle nuove generazioni. Resistenza fiscale e disobbedienza civile. Ad oggi queste le nostre armi per mettere in ginocchio i loro interessi e ad ogni gesto violento da parte di questo governo e di questo Stato verrà visto dal mondo per quello che in realtà è: un sopruso nei confronti di un popolo che chiede solo giustizia, libertà, identità, dignità. Io sono Mauro Merlino e questa è la mia risposta a Laura Boldrini. Cara Laura, ci stanno violentando di tasse e di ricatti e lei chiama noi stupratori. La invito a riflettere e a dimettersi. Così facendo si porti dietro anche tutti gli altri, banche comprese, che non dovrebbero continuare ad ingrassare, ma dovrebbero fallire. Io seguo molti blog, compreso ovviamente quello di Grillo, quindi mi sento offeso e con diritto a lei mi rivolgo. Tenendo conto che mai contano le offese o le minacce alla persona, e che però strumentalizzare per interessi politici, screditando ragazzi che credono più o meno, ma questo non è il punto, all'interno del Parlamento di fare il bene del Paese, è da me ritenuto altrettanto grave. Soprattutto quando a farlo è un'istituzione che dovrebbe essere super partes. Così facendo le fa di tutta un'erba un fascio, offendendo tutti. Quindi, da irriverente quale sono, le invio questa foto e la invito a riflettere sui suoi interventi televisivi. Il popolo italiano è davvero stanco. Non ascoltarlo è un errore. Il nostro pane quotidiano è fatto di ricatti, burocrazia, tasse, disoccupazione e suicidi. Se solo lei allargasse il raggio visivo, si accorgerebbe che tanti stupratori, come me, ogni giorno si dedicano a chi soffre, cancellando il proprio interesse per il bene comune, cosa questa che dovreste fare voi. Datevi una calmata e cominciate seriamente a lavorare, oppure andatevene a casa, tutti, ma tutti. Cordialmente la saluto. Giorgio Sorial, del Movimento 5 Stelle, chiama boia il Presidente della Repubblica. Apriti cielo, scandalo. La Procura valuta contro di lui se procedere per vilipendio allo Stato. Vede, caro Presidente, il più dell'80% degli italiani la vorrebbe mandare a casa. Lei, invece di sentirsi colpito da Giorgio, dovrebbe aprire la finestra e guardare in faccia la realtà. Lei non ci ha mai rappresentato, ma non solo, non si rende conto che il più dell'80% degli italiani le sta dicendo di dimettersi. Non ci rappresenta lei, non ci rappresenta questa politica. Nella scala delle offese, boia credo che sia forse tra gli ultimi posti. Certo, non è carino offendere,
Non è però altrettanto giusto non prendere gli italiani in considerazione, perché dal Colle al Senato vi state facendo voi il vostro teatrino. Ve la cantate, ve la suonate, dimenticando che fuori dai palazzi del potere c'è un popolo che non viene ascoltato, considerato, ma la procura valuta se colpire un singolo cittadino. Allora ci dovreste arrestare tutti. Ma se il più dell'80%, e mi sono anche tenuto basso, la vorrebbe mandare a casa, e questo non accade, è evidente che lei a noi non ci vede neanche. Conta per lei il parere di noi italiani fuori dal palazzo dei poteri? No, ma non è quello che dice la Costituzione. Tutti si indignano, tutti i capi branco dei partiti si indignano. Chiunque di loro le ha tirato merda, ma adesso ce la prendiamo con un unico cittadino, non tenendo conto che fuori dai palazzi del potere c'è un'Italia che non la vuole. Come la mettiamo? Non la mettiamo? E non la mettiamo. Tanto a prenderlo siamo sempre noi. Non ci rappresentate più e forse non ci avete rappresentato mai. Siamo stanchi. Lei, caro Presidente, si dovrebbe dimettere. Perché le dovremmo dire grazie? Perché dovremmo ringraziare qualche partito politico piuttosto che? Perché? Se questo Giorgio le ha dato del boia, se i toni sono alti, forse è anche per causa vostra, che invece di fare vera politica vi siete fatti i cazzi vostri. Il vento è cambiato, l'atteggiamento del popolo italiano è cambiato, ma lei e gli altri, ovviamente, avete fatto finta di niente. Non ve ne siete accorti. No certamente alla violenza, ma all'irriverenza sì, perché certo voi parlate bene, ma non è con le vostre chiacchiere pulite che si apparecchia una tavola, non è con le vostre chiacchiere pulite che si trova un lavoro. Chi di voi ad oggi ha dato un segnale forte, vero, si è avvicinato al popolo italiano? Chi di voi? Nessuno. Voi vi indignate, certo, e intanto noi lentamente moriamo per causa vostra. La Boldrini parla di democrazia, Enrico Letta parla di democrazia e ci fanno a noi la lezioncina di democrazia. Ma la loro democrazia, quella stessa democrazia che gli ha permesso di autoeleggersi, di decidere sulle nostre vite, di pagarsi lo stipendio con i nostri soldi, di ingrassare le loro tasche e di girare sempre a spese nostre per il mondo raccontando balle. Io mi chiedo cosa è stato firmato dagli interlocutori di Enrico Letta, che da oggi non è più un cazzaro, è un criminale. La parola è forte. Qui in Italia stiamo morendo di ricatti, burocrazia, disoccupazione. Ma Enrico Letta si permette di girare a spese nostre per il mondo e continuare imperterrito a raccontare cazzate. Non riuscirete a tapparci la bocca. Con la vostra democrazia noi ci puliamo il culo. Colpiremo i vostri interessi e torneremo ad essere un paese
libero, con la propria identità, la propria dignità, quella stessa dignità che voi ci avete rubato. Ah, dimenticavo, cara Boldrini, lei che si rifugia dietro alla Costituzione, le ricordo bene che è proprio la vostra classe politica che ha calpestato la Costituzione. Detto questo, le auguro una buona giornata.